Una donna che partendo da Nuoro alla fine del XIX secolo, poco più che un borgo di pastori e agricoltori, superando mille ostacoli e difficoltà di natura culturale, sociale e logistica, ha parlato al mondo con i suoi libri, ottenendo nel 1926 il premio Nobel per la letteratura, massimo riconoscimento perché abbia fatto della scrittura la sua forma espressiva. Grazie ad lei è il simbolo che la volontà e la determinazione possono tutto, anche smuovere un mondo arcaico che relegava la donna ad un ruolo tradizionale in famiglia. È proprio su Grazia Deledda, in quanto donna del suo tempo, capace di liberarsi dai vincoli sociali e familiari, si sono concentrati i lavori della giornata deleddiana promossa a Nuoro dall'ISRE in collaborazione con la Regione e la Fondazione di Sardegna. Un convegno intitolato Le donne parlano di Grazia, che ha visto l'apporto di tante donne che nelle loro professioni sono affermate e che parlano di Grazia Deledda non come scrittrice e vincitrice del premio Nobel, unica italiana ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dall'Accademia Reale di Stoccolma, ma della donna Deledda, della sua condizione umana e della sua crescita culturale e personale. Un modo differente di celebrare la giornata deleddiana, non puntando su un'analisi della produzione letteraria della Deledda, ma su aspetti meno conosciuti, più intimi e personali della sua straordinaria vicenda umana. Tante le relatrici che hanno portato il proprio contributo ai lavori che sono stati coordinati da Anna Saderi. Un evento a cui hanno assistito gli studenti delle scuole superiori di Nuoro nella speranza che l'esempio della Deledda sia di ispirazione e di incoraggiamento a chi, nato e cresciuto in quella che è stata definita l'Atene della Sardegna, possa un giorno conquistare il mondo nel proprio campo di interesse culturale e professionale.